Crisi di governo in Kosovo. Il Parlamento non vuole accettare la definizione della linea di frontiera con il Montenegro. In Macedonia, dopo le violenze in Parlamento, il socialista Zaev sta per formare un governo insieme ai partiti etnici albanesi. Il racconto di un veterano della guerra di Bosnia e del suo lavorare per creare la pace. A Tarvisio, sul confine tra Italia, Austria e Slovenia, la comunità del paese mantiene un antico diritto asburgico sullo sfruttamento dei boschi. La Biennale di Venezia dedica grande attenzione agli artisti dell'Est, tra questi anche il premier albanese Edi Rama nell'inedita veste di pittore. Cari deputati del Parlamento, cari cittadini, questo governo non ha avuto un solo caso di corruzione. È stata discussa la riforma del governo. Sotto questo aspetto abbiamo apportato importanti cambiamenti. È visibilmente amareggiato. Isa Mustafa, il primo ministro del Kosovo, è appena stato sfiduciato da una mozione votata dall'opposizione e dai suoi alleati di governo. Per la terza volta di fila a Pristina un esecutivo cade prima della scadenza naturale. Finisce così la convivenza forzata voluta dalla comunità internazionale tra il partito dell'ormai ex premier, la Lega Democratica del Kosovo, e il partito democratico del presidente Hashim Thaçi. A segnare la resa del governo temi molto caldi, quello dei confini con il Montenegro e, dopo l'apertura dell'apparente dialogo con Belgrado, la creazione dell'Associazione delle Municipalità Serbe. 2 punti non negoziabili secondo gli accordi di Bruxelles, ma che toccano nel vivo queste come altre profonde divisioni interetniche che le giovani democrazie dell'Europa occidentale non sono mai riuscite a sanare, anzi sembrano riaffiorare più forti nella grande regione balcanica. Ultima condizione posta dall'Unione Europea perché il Kosovo ottenga la liberalizzazione dei visti nell'area Schengen, la questione dei confini con il Montenegro lungo le cosiddette montagne maledette è stata sempre fortemente avversata dall'opposizione nazionalista. L'accusa aver ceduto migliaia di ettari di territorio, come raffigurava l'ex presidente serbo Milosevic. Pur di bloccare i lavori, un anno fa in aula esplosero dei lacrimogeni. La caduta del governo rimanda nuovamente il problema. Dopo aver sciolto l'assemblea, Thaçi ha avviato le consultazioni. Il Kosovo tornerà alle urne l'11 giugno. Il governo è caduto, ma non abbiamo altre possibilità. Abbiamo 2 alternative, la Lega Democratica del Kosovo e il Partito Democratico del Kosovo. Sarà lo stesso, andremo a votare di nuovo, sta diventando uno spettacolo. Spero che arrivi una nuova generazione e governi. Ne abbiamo avuto abbastanza dei partiti esistenti, così le mie speranze vanno ai nuovi partiti. Le forze in campo si misureranno anche su altri temi forti per il paese: la creazione di forze armate regolari kosovare, i piani per creare una grande Albania prefigurati da Tirana con l'unificazione con Pristina. Il leader musulmano Isa Mustafa rivendica i traguardi raggiunti in 3 anni di governo: crescita economica, forza di polizia e lotta al terrorismo. Al contrario, basso sviluppo, assenza dello Stato di diritto, cattivo funzionamento del Parlamento, ribattono gli oppositori di Nisma, il partito Iniziativa per il Kosovo, che ha candidato a primo ministro Ramush Haradinaj, il leader di AHK, arrestato in Francia su richiesta di Belgrado per crimini di guerra. Pristina arriva alle elezioni in un contesto difficile. Quelle democratiche sono un traguardo per tutti, esorta il presidente della Repubblica Thaçi, che invita l'Unione Europea e le organizzazioni internazionali a monitorare. Questo mentre Arbana Java, giornalista nota per le sue inchieste contro la corruzione e la criminalità organizzata, dopo mesi di violenze psicologiche, è stata aggredita e malmenata a Pristina da un gruppo di persone ancora sconosciute. Svolta in Macedonia nella pesantissima crisi politica che rischiava di trascinare il paese nuovamente nel vortice della violenza etnica e della guerra civile. Dopo pesanti pressioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, il presidente macedone, il nazionalista Georgi Ivanov, ha affidato il mandato per formare il governo al socialista Zoran Zaev. Un atto che dovrebbe placare le tensioni culminate a fine aprile con l'assalto e l'irruzione nel Sobranje del Parlamento da parte dei manifestanti nazionalisti macedoni seguaci del partito conservatore VMRO.
A scatenare le violenze è stata l'elezione del deputato di etnia albanese Thales Xhaferi a presidente del Parlamento. I nazionalisti hanno picchiato diversi deputati socialisti albanesi, tra i feriti anche il leader socialista Zaev. La Macedonia è senza governo dalle elezioni parlamentari di dicembre. Vincitori relativi i nazionalisti del VMRO guidati dall'ex premier Nikola Gruevski, costretto alle dimissioni per gravi accuse di corruzione e abusi da parte della polizia. Il partito di Gruevski aveva conquistato 51 dei 120 seggi del Sobranje. A formare la maggioranza è stato però il socialista Zaev, che ha stretto un'alleanza con 3 partiti etnici albanesi. Zaev ai nuovi alleati ha promesso di garantire all'albanese lo status di seconda lingua ufficiale dello Stato accanto al macedone. Contro questa maggioranza si è schierato il presidente Ivanov, fedelissimo di Gruevski, che si rifiutava di concedere il mandato al leader socialista. Ivo Weigl, già ministro degli esteri sloveno e uno dei relatori del Parlamento europeo sulla Macedonia, sottolinea come la collaborazione tra partiti macedoni e albanesi sia positiva e come anche i nazionalisti di Gruevski governavano la Macedonia in coalizione con il partito albanese dell'attuale presidente del Parlamento Xhaferi. Naturalmente il problema di un paese multinazionale, multietnico è un problema centrale. Anche il governo che governava prima ha avuto un partito albanese nella sua coalizione, però adesso è una situazione nuova perché il governo che è guidato dai socialdemocratici, questo governo di futuro, ha invitato tutti i partiti albanesi di giungere e con tutti i partiti hanno fatto una maggioranza. E questo è adesso una prova di tolleranza, di maturità del popolo macedono e di tutti i abitanti del Stato macedono. Come finirà adesso non si può dire. La VMRO ha governato la Macedonia dal 2006, un periodo contrassegnato da numerosi scandali di corruzione, e mentre il fronte nazionalista ha continuato a mobilitare la piazza, lontano dai riflettori, Gruevski avrebbe trattato con la nuova maggioranza, ma anche con emissari europei e americani, per ottenere l'impunità dalle accuse di corruzione. Cosa può fare Unione? Unione deve far chiaro che noi, malgrado i problemi che abbiamo nell'ambito dell'Unione Europea e le nostre istituzioni, dobbiamo tenere a nostre promesse ai popoli e stati balcanici di una volta, non si sa esattamente quando, però che loro possano diventare membri dell'Unione Europea. La soluzione della crisi, almeno per il momento, è stata prodotta dagli interventi di Hoyt Brahimi, responsabile del Dipartimento di Stato statunitense che è volato a Skopje per favorire il passaggio dei poteri, e dalle pressioni europee su Gruevski e Ivanov, mentre la Russia, con una dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri, si era schierata con i nazionalisti macedoni ortodossi. Cos'è la guerra? Eldin Kurbasic, volontario nell'esercito della Bosnia-Erzegovina durante il conflitto degli anni 90, lo ha spiegato con un post su Facebook. Con parole semplici, il soldato Eldin racconta gli effetti delle esplosioni, i diversi tipi di morti in battaglia, come si identificano i cadaveri dopo uno scontro, lo strazio nel comunicare ai familiari la morte di un congiunto. Si rivolge infine ai politici e ai nazionalisti, a chi ancora alimenta tensioni nella regione, chiedendo loro di smetterla di minacciare nuove guerre, perché la guerra è orribile. Ho combattuto su diversi fronti intorno a Sarajevo e su altri terreni in Bosnia e Erzegovina. Facevo parte di un'unità speciale che era più pericolosa. Sono stato coinvolto in scontri diretti, ho perso molti amici. È stata un'esperienza orribile. Ho visto la guerra come è davvero. Quando Eldin parla degli attacchi inutili ordinati da superiori, imbroglioni e dilettanti, sembra di leggere le pagine di Emilio Lussu, 100 anni dopo. Il suo scopo è quello di impedire nuove guerre in un contesto regionale ancora delicato. Nel giro di una notte, il post del veterano pacifista diviene virale,
Ci sono migliaia di condivisioni e il testo attraversa le frontiere. Prvo su preuzeli neki sarajevski web portal, su preuzeli moju vijest. Il mio post è stato ripreso da alcuni portali sarajevesi e poi è arrivato in Serbia. Sono arrivati centinaia di commenti e tutti erano positivi. Quello che mi ha colpito di più sono state le reazioni dalla Serbia, perché nel giro di un solo giorno ho ricevuto migliaia di messaggi di sostegno, da gente comune, ma quello che più conta è che questi erano i miei nemici. To su poruke podrške od, uslovno rečeno, mojih bivših neprijatelja. Quando è partito per la guerra come volontario, Eldin aveva 17 anni. Quando la guerra è finita, ne aveva 21. Ja, dijete grada Sarajeva. Sarajevo je bilo... Io ero un ragazzo di Sarajevo. Sarajevo era in una situazione difficile, sotto attacco. Io dovevo difendere la mia città, i miei genitori. Lo scopo era lottare per una Bosnia-Erzegovina unita, per tutti i suoi popoli, a prescindere dalle diverse appartenenze, dai nomi, da come chiamiamo o non chiamiamo Dio. Questo era il mio scopo e anche oggi ho questo sentimento patriottico, ma credo anche che sia patriottico parlare contro la guerra. Nell'ultimo anno di guerra, Eldin è rimasto ferito da una granata. Anche se volesse dimenticare quegli anni, non può. Il suo corpo glieli ricorda. Soffro ancora per le conseguenze, specie all'udito. Sono sopravvissuto a una forte esplosione, a una granata. Così è il mio organismo che mi fa ricordare la guerra quando cominciano le emorragie. Ma da un punto di vista mentale, credo di essere riuscito a superarla. In ex Jugoslavia oggi i veterani sono ai margini della società. La loro voce però è rispettata e le parole di Eldin contro la guerra hanno incoraggiato altri a venire allo scoperto, utilizzando i social media per parlare di pace. Nel Tarvisiano, al confine fra Italia, Austria e Slovenia, sopravvive un diritto di servitù che risale a 250 anni fa. Il bosco era la principale ricchezza di queste zone montane. Un bene comune diventò così fonte di sostegno per i cittadini proprietari delle abitazioni. In cosa consiste? Consiste in legna da ardere, legna da opera e in altri piccoli segmenti, come per esempio la sabbia per costruire pali per i recinti e quant'altro. Ci sono tantissime anche piccole altre concessioni, ma oggi queste piccole sono sparite ed è rimasta solo legna da brucio e legna da opera. La norma in questione riguardava un po' tutte le aree montane dell'impero austro-ungarico. Da dove nasce questo diritto che in origine era una concessione sovrana? Nasce da Maria Teresa. Maria Teresa che nel 1759 comprò questa valle dal vescovado di Bamberga. Noi eravamo sudditi bamberghesi di un feudo bamberghese tedesco. E quando arrivò Maria Teresa impose molte tasse a questa valle. Un'imperatrice che si ricorda per tanti meriti, ma ci sono anche dei demeriti, chiaramente quello di aver tassato fortemente anche questa valle. Questa valle si impoverì perché tutte le industrie finirono con l'esaurirsi lentamente. Nel 1853 Francesco Giuseppe emanò un decreto che trasformò la concessione in un diritto. Ne beneficiavano tutti i proprietari di case censite tra il 1870 e il 1890 a Tarvisio e Malborghetto Valbruna. L'uso civico è sopravvissuto al tentativo del fascismo di smantellarlo perché era stato inserito nel Trattato di pace di Saint-Germain. Attualmente il diritto di servitù è in capo agli immobili, quindi passa di mano con il passaggio di proprietà delle case. Oggi non andiamo più a fare il legname perché nessuno fa il boscaiolo di noi, insomma, a parte in qualche paese che c'è ancora qualche boscaiolo che lo fa da solo, ma la gran parte si riunisce in un gruppo in un blocco cosiddetto e viene assegnato questo blocco a una ditta boschiva che fa il legname, che ne ricava un utile. Da questo utile noi abbiamo una quota che ci viene fornita ogni anno.
La gestione è in capo ai Carabinieri Forestali, ufficio territoriale per la biodiversità di Tarvisio, che si occupa dell'assegnazione del legname. La vendita viene effettuata tramite asta. Fino agli anni '80 il legno aveva un valore rilevante, poi con l'invasione della materia prima proveniente dai paesi dell'est il prezzo è crollato e il ricavo è minimo. La questione degli usi civici rimane però rilevante sotto il profilo storico. La Biennale è sempre un grande divertimento, soprattutto le installazioni in situ, e questa mi sembra molto colorata. Poter anche capire l'arte con un modo diverso. Devo dire che quest'anno è molto interessante perché è molto più accessibile rispetto agli anni scorsi, un po' meno per addetti ai lavori, un po' più esplicativa anche, ci sono tante spiegazioni curate con precisione. 57esima edizione della Biennale d'Arte di Venezia. Fra i giardini e l'arsenale fino al 26 novembre protagonisti 86 padiglioni nazionali, ai quali vanno aggiunte le tante mostre e iniziative in giro per la città. Un Expo dell'arte, il centro e l'est Europa quest'anno particolarmente presenti. Mi è piaciuta la parte d'entrata del padiglione centrale perché è ironica, con questo artista croato che non c'è più, che conoscevo, che si chiama Mladen Stilinovic, e si intitola The Artist at Work, con l'artista che dorme su un divano. Ho trovato geniale. Viva Arte Viva è il titolo della Biennale 2017 curata da Christine Massel, direttrice del Museo d'Arte Moderna del Centro Pompidou a Parigi. Tra i 120 ospiti che la Massel ha voluto espressamente a Venezia, anche Mladen Stilinovic, grande esponente dell'arte concettuale, morto a Zagabria un anno fa. Un tributo postumo, un tributo all'ozio, alla ricerca dell'ispirazione. Ispirazione che per la 57esima volta guarda alla realtà, ai temi dell'ambiente, della storia di ritorno, delle guerre, per la verità anche dei miti, quelli greci, e poi della libertà limitata, dei divieti ben rappresentati dai cani del padiglione tedesco, leone d'oro di questa edizione. Ma il tema in assoluto più presente è quello dell'immigrazione. Ritorna continuamente, lo affronta anche il padiglione sloveno. Alle notizie non rinunciamo, il titolo, l'idea quella di un cinegiornale sviluppato nel contesto moderno della lotta di classe, contribuendo ai processi di cambiamento sociale. Protagonista il treno, mezzo con il quale la gente ai tempi dell'ex Jugoslavia partiva per l'estero in cerca di un futuro migliore. Ma anche il treno come concetto di fortuna che passa solo poche volte, lo si prende o lo si perde. Una riflessione, spiegano i curatori, nata dopo aver ricevuto delle immagini riprese dal telefonino da due giovani immigrati in viaggio da Belgrado verso Lubiana, con destinazione finale chiaramente il cuore dell'Europa. Il cuore del padiglione più importante è invece un'opera di un politico. Di fatto è un'intera parete ricoperta da piccoli disegni. Sono schizzi presi dalle pagine dell'agenda ufficiale di Edi Rama, già sindaco di Tirana, ministro della cultura, ora premier albanese, da sempre artista. Sì, scarabocchi che faccio quotidianamente quando comincio il lavoro, durante i miei incontri con i miei collaboratori, durante le telefonate, qualche pausa, perché è un esercizio che faccio da quando sono entrato per la prima volta in un ufficio, lo faccio sempre, se no non riesco, sono nervoso. La politica e l'arte, come convivono, come vivono? L'importante è che la politica sia vicina all'arte, aiuti l'arte, cerchi di fare il meglio per l'arte, ma senza mettersi il naso dentro, perché poi non è un bene per l'arte. Purtroppo l'arte non ha potuto mai influenzare la politica quando la politica ha voluto fare del male. Lo sa bene Safet Zec, grande artista bosniaco. 25 anni fa, assieme alla sua famiglia, è stato costretto a lasciare Sarajevo. Si è stabilito a Venezia. Fino alla fine di novembre espone all'interno della Chiesa della Pietà.
È la prima volta che questo istituto, che ospitava minori in stato di abbandono, apre le sue porte a un artista contemporaneo. Exodus, il titolo della mostra, sulle tele il dramma dei migranti. Il carico di annegati, spesso bambini, tragedia di dimensioni bibliche, Exodus appunto. L'autore non ne parla per sentito dire, ma perché l'ha vissuto in prima persona. Partecipato, ho vissuto distruzione di un bellissimo paese che si chiamava Jugoslavia, dopo che si chiamava Bosnia. Abbiamo distrutto tutto, eccetera, eccetera. Pittura è il mio linguaggio, ecco, invito tutti altri che facciamo il nostro contributo su questa indifferenza del mondo.